Buonasera amici di Fanner appassionati di Lega Calcio 8, benvenuti al circolo sportivo Stella Azzurra per l'ultima giornata del girone di andata della Serie A. Campo stasera Bacci Immobiliare Football 8 e Steaua 2005, entrambe a caccia dei 3 punti per ambizioni diverse, la prima per tenere il passo di Lazio e Peperino La Rustica e la seconda per finire e soprattutto iniziare il girone di ritorno con un altro piglio rispetto a quello di andata. Primo pallone del match controllato dalla Bacci Immobiliare, lancio in avanti alla ricerca del portiere dell'attaccante intercettato dal portiere avversario che può subito far ripartire i suoi. Steaua 2005 oggi in campo con una maglia rossa e blu a righe, risponde invece la Bacci con un completo sempre blu, un po' più chiaro ovviamente, pantaloncini bianchi per differenziarsi dagli avversari. Bacci che adesso manovra in avanti il pallone, tentato di essere controllato da Moretti sulla linea di fondo, se lo è trascinato fuori però il numero 9, quindi Steaua che può ripartire col pallone per Romi, viene al centro con la palla poi allargata sulla destra, arriva a destinazione il pallone, si chiude la difesa della Bacci, qui un po' di brivido con un pallone giocato all'indietro però controllato bene dal portiere. Allora si passa dalla difesa, palla poi subito in avanti ancora a cercare Moretti, pallone che giunge però su stop sbagliato da un avversario proprio sui suoi piedi, ancora Bacci a controllare, qui poco precisi però i giocatori. Ora può ripartire la Steaua 2005, toccare il pallone è il numero 5, Tilinca a lottare, poi sempre impegnato Musat che però perde il pallone, recuperato dalla difesa della Bacci, escono bene palla a piede i giocatori in maglia blu, scarico all'indietro col pressing del numero 10 Cercez, l'ultimo ad aver toccato il pallone però è proprio il numero 10 della Steaua, quindi pronta a ripartire la Bacci con il proprio portiere, con le mani in avanti a lottare di testa proprio Moretti, laterale battuto su numero 7 Placido, ancora rimessa laterale questa volta però accordata dall'arbitro alla Steaua, pallone però attenzione recuperato qui il mezzo esterno di Rizzo, ci ha provato con un colpo alla calcetto per sorprendere il portiere avversario, illusione però che non lo impensierisce minimamente. Allora può ripartire Steaua con Romi, palla controllata sulla destra, si va al centro con Corarizzo che recupera il pallone, Placido all'indietro, centrocampo un po' più ordinati i giocatori della Bacci, ancora Moretti, aspetta che arrivi il compagno per lo scarico e Cosimi, allora all'indietro, arriva adesso il filtrante, chiude la difesa della Steaua, lontana la minaccia, 0-0 questo avvio di primo tempo, 3 i minuti sul cronometro, qui ho tensione al tocco sbagliato, può approfittarne la Steaua, al tiro dalla distanza del numero 5 di Link, ha colpito in pieno De Angeli, stesso numero 4 lui che col suo tocco scellerato aveva un po' innescato l'azione degli avversari. Qui ancora Steaua con Tilinca, tentativo di imbucata, ci mette il piedone Rizzo, spedire il pallone ancora in rimessa laterale.
Laterale toccato adesso in due su Tilinka, fine gli portano via il pallone i giocatori della Bacci. Qui Moretti si torna dal centro con De Angeli, qui la sventagliata ancora a cercare Eusebi, lotta Ionut, poi ancora errore in uscita Moretti, il cross, il pallone che alla fine brivido per Ionut, fine palla alta sopra la traversa, primo brivido della partita per la Bacci. Tocco subito in avanti, prova a distendersi la Steaua, si torna all'indietro da Cercez, tocco in avanti, il tiro dalla distanza, ottima la risposta del portiere, primo squillo di tromba anche per la Steaua 2005, ci ha messo i guantoni Molon, risposta stava quasi per favorire un avversario, però ha commesso fallo. Qui pallone recuperato sulla tre quarti, un tiro dalla distanza, Rizzo dai 15 metri ci ha provato a sorprendere Ionut, qui angolo battuto subito, rimessa laterale sempre per la Bacci, dentro l'area di rigore, Ionut la tocca, poi in un secondo tempo riesce anche a bloccarla e a farla sua. Qui si lancia Tilinka, anzi Cercez ad aver subito il fallo. Qui è Romi, sventagliata sulla destra, provano ad architettare qualcosa su quella fascia i giocatori della Steaua. Qui pallone recuperato ancora dalla Bacci, ottima l'imbucata per Placido, pallone al centro, salvataggio sulla linea, vediamo se il pallone è entrato, l'arbitro non segnala nulla, quindi ancora 0-0. Incredibile salvataggio sulla linea provvidenziale che mantiene ancora a reti inviolate questo match. Aveva dato l'impressione che il pallone fosse entrato per il vantaggio della Bacci, alla fine si è salvata così la formazione maglia blu, quindi 0-0. Steaua che attacca ora sulla destra, vediamo se riescono ad inventare qualcosa i giocatori maglia rosso-blu, pallone schizza addirittura dalla parte del portiere Ionut, può far ripartire i suoi, qui dribbling giustamente pericoloso su Placido, azione però che non è finita per la Steaua, raccoglie Tilinka dalla distanza, il numero 5, l'ha toccata però Molon, calcio d'angolo. Angolo battuto arretrato, il tiro con fine la Bacci che prova ad uscire, palla al piede, si invola. Il giocatore subito fallo, quindi pronti a ripartire con Tombesi, tocco ancora per lui, palla di ritorno che era arrivata da Cosimi, lancio in avanti di Tombesi, ci mette la testa Romi, raccoglie Cercez però come un falco, sbuca Rizzo a riprendersi il pallone, ancora Rizzo, allarga sulla sinistra, vediamo se arriva il cross, invece no, c'è un fallo messo giù, quindi sarà calcio di punizione da posizione interessante, vediamo se il pallone tagliato dentro la di rigore probabilmente per Moretti, potrà impensierire Ionut, vediamo. Chi andrà sul punto di battuta, palla che arriva ora, è una conclusione colpita in pieno la barriera, poi ancora sulla ribattuta ci mette guantoni Ionut, calcio d'angolo con De Angeli sul punto di battuta, al numero 4 per la Bacci, arriva ora il cross lontanissimo dalla parte opposta, qui a saltare il numero 7 Placido, più alto di lui Ionut, con le mani riesce a bloccarla, a far ripartire l'azione della Steaua.
Tilinka, tentativo di apertura per Cercez, intercettata da Rizzo, sempre 0-0, ma Bacci vicinissimo al gol in questa occasione. Attenzione qui il filtrante per Moretti, forse anche un rimbalzo non ha aiutato il numero 9 della Bacci, il fatto sta che non riesce a colpire praticamente a tu per tu col portiere il pallone, quindi Bacci che non riesce a trovare la via del gol quando siamo al 10° del primo tempo. 0-0, Romy col pallone tra i piedi, la sventagliata sulla destra, pallone messo giù, Placido a lottare con l'avversario, alla meglio il giocatore della Steaua, tiro dalla distanza, ancora Molon con i pugni, allontana ma non blocca, allora Rizzo, Moretti a lottare contro 3 avversari, De Angeli prova a innescare i suoi ma viene fermato, quindi ancora Steaua con Cercez sulla sinistra, diamo il dribbling, pallone che non è uscito, a lottare sulla zona sinistra, c'è spazio per Tilinka al tiro con Tombesi colpito in pieno, allora attenzione alla Bacci che prova a distendersi, Rizzo però inciampa sul pallone, praticamente si dribbla da solo e regala il pallone agli avversari. Attenzione a Romy, prova a fare tutto da solo, il numero 16, il tiro dalla distanza e c'è anche il gol del vantaggio della Steaua, 1-0. Vicino al gol la Bacci, il gol lo trova invece la Steaua, 1-0 al 12° del primo tempo, la prima azione utile, è andata in gol la formazione maglia rosso-blu, quindi gara in salita per la Bacci che come detto prima è andata vicinissima alla rete del vantaggio, adesso in svantaggio in questo primo tempo. Pallone per De Angeli a centrocampo, imbucata che non riesce, allora per ancora distendersi la Bacci, vediamo se riesce ad arrivare fino in fondo. Il numero 6, forse è un fallo non fischiato dall'arbitro, qui fase un po' confusa, alla fine accoglie un tiro dalla distanza che con deviazione Jonut è sulla traiettoria, riesce a bloccare, qui Cercez la tiene il numero 10. Tocco con l'1-2 che non si concretizza, allora De Angeli. Anche qui impreciso il numero 4 a centrocampo, sta mancando forse un po' di qualità per la Bacci. Tocco per Moretti dalla distanza, Moretti il piazzato di piattone. Calcio d'angolo. Arriva l'angolo, allontanato ancora dalla Steaua, messo giù da Cercez, può partire in contropiede ancora la Steaua, Cercez pallone allargato sulla sinistra, arriva ora al tiro, ci deve mettere i piedi Molon, fa paura la Steaua quando parte in contropiede, anche qui vicina alla rete del raddoppio. Che qui vicina alla rete del 2-0, angolo battuto arretrato, ci mette il piede ancora Rizzi, allontana, raccoglie Jonut ampiamente lontano dalla sua area di competenza, pasticcia qui la Steaua, pallone che però non riesce ad arrivare tra i piedi di Moretti, allora De Angeli ha spazio il numero 4, può pensare al tiro e lo prova ancora una volta, Tilinka ci mette il corpo davanti, primo time out per la Bacci.
pronti a tornare in campo dopo il time out. 14 sul cronometro nel primo tempo. Arriva ora il calcio d'angolo battuto ampiamente fuori misura. Va bene il secondo palo, però qui il secondo palo era del campo a fianco, quindi sempre sotto la Bacci Immobiliare. Sta mancando un po' di tecnica, precisione ai giocatori maglia blu. Avversari invece molto più concreti soffrono però quando arrivano dalle parti di Molon, sembrano essere molto più concreti. Infatti il vantaggio è proprio per loro, 1-0 Steaua. Infatti al 15esimo qui Tombesi va a girare per Cosimi, a lottare, tentare di uscire palla al piede i giocatori della Bacci. Manca sempre l'ultimo tocco con la difesa della Steaua e si chiude sempre bene. Allora Tilinca, 1-2 di ritorno chiamato a Musat, però Cercez non è riuscito ad arrivare. Qui il tocco su fallo laterale fa ripartire la Bacci. Anticipato Placido, anzi no, c'era il fallo del numero 6 Iai su di lui, quindi calcio di punizione proprio all'altezza della metà campo, anzi all'indietro, toccato da Tombesi per Lanzi. In avanti la scucchiaiata del numero 10, ci mette la testa l'avversario, però il pallone ancora ai tre piedi di Lanzi. Il tiro dalla distanza su sponda del compagno di sinistro del neoentrato numero 10, prova a dare subito la scossa ai suoi, visto che stanno costruendo i giocatori della Bacci Immobiliare. Manca però la concretizzazione, soprattutto quando ci si avvicina alla zona calda. Lanzi all'indietro il tocco con la conclusione dalla distanza, la risposta corta, il pallone resta lì, alla fine ancora riesce a salvarsi la Steaua su tripla minaccia degli avversari. Ancora Placido, pallone che giunge dalla parte opposta al tiro, poi di prima intenzione di Trincia, ottima la conclusione, però mancava qualche centimetro più in basso al tiro per essere davvero pericoloso, ma non è finita perché la Bacci non molla l'assedio in questo primo tempo. Angolo battuto arretrato per Cosimo, il tiro dalla distanza di Cosimi, grandissimo gol, veramente un gran gol per trovare la parità 1-1. Subito dalla distanza il tiro per inaugurare il pareggio ritrovato per la Bacci. Veramente un Eurogol da parte di Cosimi che trova l'angolino, riporta la partita sull'1-1. Bacci che però vuole fermarsi proprio adesso che l'inerzia sembra essere dalla propria parte. Il lancio qui del portiere sbagliato anche il controllo da parte di Dumitru col pallone che alla fine lo ha superato, quindi Bacci in avanti 1-2 con ancora Trincia. Sì, Tombesi il suo sinistro, su appoggio dell'avversario non era riuscito. Ancora quindi time out, questa volta parte della Steaua.
Si prende dopo il time out con il rilancio di Dumitru, stacca di testa Cosimi, pallone allora per Lanzi, tiene il numero 10, scarica ancora per l'autore del gran gol del pareggio, entrato anche Pompei in maglia numero 3 per la Bacci, lancio di Cosimi, a lottare il pallone tra i piedi di Tombesi, il fallo però l'ha commesso giocatore della Bacci, il numero 6 Ferretti, quindi gioco che riprenderà con un calcio di punizione per la Steaua. Tocca arretrato qui a rischiare la conclusione dalla distanza, c'è Trincia sulla ribattuta anticipato da un avversario che riesce ad allontanare il pallone. Attenzione qui all'1 contro 1 provvidenziale Cosimi anche in copertura, non solo per il gran gol trovato, quello del pareggio. Quasi 5 minuti alla fine in questo primo tempo. Lanzi, tocco per Tombesi, prova a distendersi la Bacci, imbucata per Moretti, bravissimo Mukanu in copertura, pallone ancora giocato verso l'area di rigore, stavolta Romi a metterci lui la pezza per allontanare la minaccia della Bacci, che però non termina lì l'azione, infatti riparte con questo fallo laterale, un tiro dalla distanza ribattuto ancora Ferretti, sempre di sinistro, sempre da lontanissimo, questa volta guadagna calcio d'angolo il numero 6. Angolo battuta a destra, attraversa l'area di rigore, raccoglie Pompei, vediamo se arriva il controcross, tocco invece arretrato per Lanzi, il tiro di Lanzi attraversa un po' di gambe, poi alla fine Moretti su respinta sciagurata di Ionut colpisce in pieno il portiere della Steaua, quindi ancora 1-1, ma non si placa la Bacci Immobiliare, devono ricorrere infatti alle cattive i giocatori della Steaua per fermare gli avversari. Qui fallo commesso proprio su Lanzi, lo stesso numero 10 sul pallone pronto per mettere dentro l'area di rigore questa palla, anzi si è allontanato il 10. Tocco con uno schema che regala praticamente palla agli avversari, è 3 contro 2, arriva il tiro dalla distanza, ancora Molon coi piedi, Tirinca ci ha provato, questa era un'occasione ottima per la Steaua, ancora Tirinca, il tiro dalla distanza, questa volta ampiamente fuori misura il suo sinistro, si resta sull'1-1 quando manca davvero poco, fine di questo primo tempo, pressing alto ancora della Steaua, infatti il fallo commesso per Irvenza su Lanzi che era venuto a proteggere il pallone. Ancora Trincia, porta un po' a spasso il pallone e qualche avversario, alla fine guadagna fallo laterale all'altezza della tre quarti. Pompei con le mani indietro lo scarico, prova a distendersi con calma la Bacci, 1-2 con il pallone ancora buono sulla sinistra, manca l'attimo per il cross da parte di Tombesi, però non è finita, con le mani ancora la Bacci, sventagliata per Lanzi, vediamo se arriva al destro del numero 10, è così, colpito in pieno Tirinca che si immola con la testa. Ennesimo calcio d'angolo per la Bacci in questo primo tempo. Arriva ora, battuto basso, il pallone sfila e in rete, ha segnato Lanzi sul primo palo in girata, vantaggio Bacci sul finale di primo tempo, 2-1.
2-1 quindi sul finire di primo tempo. Trovato il gol del vantaggio la Bacci Immobiliare. Tombesi coglie lui sulla destra, tocco per il compagno, ottimo il giro palla che alla fine si concretizza dentro l'area di rigore con Moretti. 3-1 Bacci. Che numero? Due gol nel giro di un minuto per la Bacci per stabilire subito le gerarchie nel primo tempo. Pompei per Lanzi, ancora al numero 10, stavolta non c'è fretta, può far girare il pallone con Cosimi. Ma poi ancora da Lanzi, ha trovato lui il gol del 2-1. Arriva adesso un tentativo di tiro cross per Trincia, il pallone sorprende però anche il numero 11, però è stato toccato da un avversario, lignata ancora per Lanzi, anticipato all'ultimo istante, raccoglie ancora il numero 10, forse un fallo non fischiato, allora Cosimi imbucata, anche qui non riesce, però la Bacci scatenata nel possesso palla veramente non fa uscire gli avversari da la propria parte di campo. Qui c'è anche un giallo per un giocatore della Steaua prima del calcio di punizione che vede diversi giocatori della Bacci che possono andare a colpire la porta avversaria. C'è Lanzi, Lanzi si allontana proprio in questo istante, c'è Ferretti e Cosimi, va al numero 6 ancora col sinistro, stavolta strozzato addirittura alla conclusione in fallo laterale, anzi no, rimessa da fondo perché l'arbitro la dà a Ionut che con le mani fa ripartire i suoi. Attenzione qui alla Steaua che rischia, si salva Mocanu, ha fatto anche male il numero 16, probabilmente è stato calciato da parte dell'avversario, pensava di star per prendere il pallone, invece ha preso il corpo dell'avversario, maglia numero 16 che resta a terra. Fortunatamente sembra essere tutto ok. Mocanu ha subito anche fallo il numero 16, infatti punizione battuta ora proprio per lui, viene incontro Tilinka, ancora Mocanu, giro sulla destra, pallone buono con un 1-2 che non si concretizza, finisce su questa azione anche il primo tempo. 3-1 Bacci Immobiliare sulla Steaua 2005. Secondo tempo che inizia in questo istante con la Steaua possesso di palla ma sotto nel punteggio 3-1 contro la Bacci Immobiliare, era avanti 1-0. Formazione della Steaua poi recuperata nel giro di 5 minuti con addirittura 3 gol da parte degli avversari. Adesso tutto da ricostruire per la Steaua, anche se la Bacci
in tutto il secondo tempo ha dato idea di essere tecnicamente superiore agli avversari, anche la classifica parla chiaro con solamente 3 punti per ora per la Steaua, 18 invece virtuali per la Bacci in questo momento, quindi tanta discrepanza, differenza tra le due formazioni che si è vista anche in campo, però giustamente la Steaua non molla, vuole onorare la partita, poi sappiamo nella Lega tutto è possibile e 2 gol sono nulla da recuperare, quindi sotto con il secondo tempo che è iniziato da 1 minuto, ancora Steaua in possesso, ottimo pallone per Dumitru, si era già coordinato al volo il numero 7 per una conclusione, gliela spizzata un avversario negandogli quello che se fosse entrato sarebbe stato un gol fenomenale. Attenzione qui al numero 14 Tombesi, prima intercetta, poi prova un esterno a sorprendere Jonut, il pallone però non trova il giro cercato dal giocatore. Allora Dumitru, scarico all'indietro per il compagno, ancora Dumitru qui, ottimo corridoio per il numero 6, arriva la conclusione di Giai, solamente il fondo. Steaua che sembra interessata, sembra intenzionata, anzi scusate, a lottare fino alla fine in questa partita. Bacci che riprende il primo tempo, il secondo tempo un po' più rilassata dopo aver trovato il vantaggio. Qui Ferretti, attenzione, lasciato solo in area di rigore Moretti, ci prova in girata il numero 9, un passaggio per Jonut, attenzione qui con Lanzi, sposta su Sporca, su Cercez, quindi rimessa laterale Steaua con le mani, viene incontro lo tiro Bogoiu, pallone per ancora Giai Cercez, ancora il numero 10 ad andarsene, Trincia gli sfila il pallone senza fallo, ancora Trincia 2 contro 3, allarga per Moretti, tocco all'indietro per Lanzi e nel frattempo è salito Jonut con un grande intervento, ancora Ferretti, vantaggio per la Bacci Immobiliare, il tiro di Ferretti che trova un grandissimo gol, vuole fare concorrenza a Cosimi, 4-1 Bacci Immobiliare. L'ho visto, non c'era, stia tranquillo. Trova un gran gol Ferretti, quello che vale il 4-1, stiamo adesso veramente alle corde. Lancio in avanti per nessuno, Bogoglio ha provato a lanciarsi sul pallone, però il suggerimento per lui era troppo lungo, quindi Bacci che può ripartire con calma. Ferretti, sempre lui per Cosimi, Lanzi, ancora Cosimi, Trincia stavolta perde il contrasto del pallone che viene allargato. Ma Ferretti stavolta lui con il tocco errato, vediamo se può punire gli avversari la Steaua, anche loro però poco precisi. Allora Bacci Immobiliare, suggerimento al centro di Moretti, era un tiro cross quello del numero 9. Steaua che riparte, Cercez.
Cosimi, scusate, per Lanzi, dietro Ferretti ancora per il numero 10 di ritorno, sempre con la palla tra i piedi i giocatori della Bacci. Qui mette giù Ionescu, tocco in avanti con Ferretti che lascia a Molon qui in avanti di tacco, rischioso ma veramente spettacolare a vedersi l'intervento del difensore della Steaua. Larga per Giai, tocco al centro, ottimo per il compagno numero 11 Ionescu, ci ha provato ma a conclusione murata. Ora attenzione all'Anzi, vediamo se inventa qualcosa il numero 10. Sempre Lanzi. Tocca ancora col pallone allargato, tentativo di restituzione all'indietro, ci si avventa la difesa della Steaua che prova a ripartire, si chiude anche quella della Bacci. Qui spallata forte Ferretti contro un avversario, ancora Ferretti sempre possesso del pallone, trincia. Coglie Lanzi, tocco per il compagno Moretti di nuovo murato. Un po' incattivita la partita in questo istante, infatti l'arbitro va verso il portiere della Steaua. Un chiarimento veloce, sembrano esserci provvedimenti neanche per Mocanu. Il gioco che può ripartire quando siamo all'ottavo del secondo tempo. 4-1, Bacci Immobiliare. Hanno fretta, i giocatori della Bacci possono tranquillamente giocare col pallone in attesa degli avversari e poi colpire quando c'è spazio, che c'è ora sulla destra. Arriva ora il cross, parte di Pompei, colpito un avversario, quindi sarà calcio d'angolo. Stesso Pompei dalla bandierina, Ionut con le mani, poi il tacco e la conclusione con salvataggio sulla linea da parte di Tilinka, che si sta praticamente immolando su ogni tiro degli avversari, anche se adesso ormai il passivo tra le due squadre inizia a essere pesante. 4-1 infatti al decimo del secondo tempo, pallone messo al centro, stavolta Ionut in uscita, prova subito a far ripartire Cercez, fermato ottimamente da Ferretti, Placido, palla per Trincia sulla destra, di ritorno ancora per il numero 7, il tiro murato e Ionut può bloccarla, non finisce l'assedio della Bacci, anzi finisce in questo istante col cross fuori misura di Pompei.
solo davanti, solo davanti. Destra, Prende ora dopo il time out. Lancio in avanti sul quale si lancia Musat a lottare il numero 21. Il pallone è uscito. L'ultimo tocco è stato anche il suo, quindi Bacci che riparte. De Angeli in posizione di centrale difensivo. Pompei qui rischia sul numero 11 Ionescu, che infatti gli ha scippato il pallone ancora a Ionescu per fare un po' tutto da solo sulla linea di fondo, fermato da De Angeli. Poi Lanzi, Pompei, ancora De Angeli, Lanzi hanno tempo e spazio, giocatori la Bacci per distendersi e far partire la manovra. Arriva ora qui il cross per Moretti, doppio palo colpito dal numero 9, e partita che resta sul 4-1. Ancora a tocco per Placido, all'indietro, Ferretti, vediamo se ci riprova col sinistro, così il pallone era indirizzato bene verso la porta avversaria, però c'è stato un avversario che si è frapposto alla traiettoria, quindi anzi che può ripartire. Placido ancora al numero 10, larga per Ferretti, tagliata di sinistro col pallone messo al centro per Placido. Che azione da parte della Bacci, la toccano praticamente tutti i giocatori in maglia blu. 5-1. Bacci al 12° del secondo tempo. Sembra essersi arresa anche da parecchio la formazione della Steaua 2005. Ci ha provato nel primo tempo in avvio di secondo, poi ha iniziato a dilagare la Bacci, adesso in pieno possesso non solo del campo ma anche della partita. 4 gol di scarto sugli avversari, anche il possesso del pallone, addirittura può tornare con calma dal portiere. Lanzi con l'apertura per Pompei, sovrapposizione di Moretti, tentativo di restituzione da parte del numero 9 che non riesce, allora prova a lanciarsi la Steaua, De Angeli in copertura, appoggia il suo portiere, riparte con calma. La formazione della Bacci Immobiliare, si muove Rizzo sulla sinistra, è ignorato, si va da De Angeli, tocchi veloci e vicini per i giocatori della Bacci, non hanno fretta di prendere campo, avanti anche di tanto nel punteggio, tra le linee Trincia, fermato Cercez, lancio per Musat, Sarabia il numero 21 che non riesce nel controllo. Coglie Moretti, supera un avversario con un dribbling un po' fortunoso, poi il tiro dalla distanza, è calcio d'angolo, l'ennesimo per la Bacci Immobiliare, sempre Pompei dalla bandierina, da quell'angolo, numero 3, vediamo come deciderà di battere il corner basso, allontanato dalla difesa, sempre però in agguato i giocatori della Bacci riprendere possesso della sfera. Qui De Angeli dalla distanza, alto e di parecchio sopra la traversa il suo destro, quindi Jonut che può ripartire, tocco all'indietro, Cercez, si va da
Bogoiu, largo sulla sinistra, il numero 8. Ancora Cercez, Bogoiu, tentativo di imbucata per Mocanu che si dispera, anzi si arrabbia ancora il numero 21, stavolta l'occasione era ghiotta, mancato l'ultimo controllo. Non ancora buono per Rizzo Moretti, trincia con l'ultimo tocco stavolta, poco preciso. Allora, ancora per Musat, ottima copertura difensiva da parte della Bacci, quindi sfera allontanata e Bogoiu a lottare, ancora numero 8. Dribbling di Bogoiu, prova ad andarsene sulla sinistra, rientra invece adesso spazio per il tiro che lo prova, ottima iniziativa. Sempre De Angeli, sventagliata, il tocco all'indietro per Trincia, ci prova dalla distanza, Trincia, solo l'illusione del gol, esterno della rete, 5-1, sempre Bacci Immobiliare al 16° del secondo tempo, partita chiusa, anche da parecchio, Bacci che ha tempo per far girare il pallone e colpire quando si presenta l'occasione. Ormai 3 punti sembrano essere cosa fatta per loro. Scivola qui Moretti senza il fallo di un avversario, campo umido e bagnato, tradisce il numero 9, vediamo se ne approfitta la Steaua con un tiro dalla distanza. Molon con il corpo, parecchie parate per lui, non con le mani ma con piedi e corpo, che danno delle rispinte difficili da leggere per i compagni, ma attenzione qui al tiro da parte di Placido, recupera Lanzi, sempre il numero 10, l'imbucata per Moretti, dentro l'area di rigore si gira il numero 9, miracolo da parte di Ionut. Angolo battuto con il tiro di Trincia che si era inserito, bloccato da Ionut. Allora qui attenzione alla Steaua, un tiro sempre respinto da Molon. Moretti, spazio per colpire il numero 9, l'appoggio per De Angeli, il tiro precisissimo da parte di De Angeli che supera il portiere avversario, 6-1, Bacci Immobiliare. Tiro qui dalla distanza, Molon stavolta blocca. 6-1 quindi per la Bacci Immobiliare sul velluto in questo finale, giocatori in maglia blu. De Angeli, l'autore dell'ultimo gol, pallone per Trincia, letto bene da Ionut. Cercez prova al numero 10 ad inventare qualcosa, appoggia su Giai, serie di finte da parte del numero 6, il pallone ottimo per il compagno, ancora gol sbagliato da parte del numero 21, attenzione qui scintille con De Angeli, ma si continua a giocare in mano qui, visto Mocanu.
giallo però non è per lui, è per Musat. Ho capito, che è successo poi? Perché si è preso il giallo? Perché lei non fa niente, capito? Io non c'è tanto distaccato. Ma reagisci te? Dai, gioca, dai. Che guardi, arbitra! Sto arbitrando, non si preoccupi. Stai a guardare! 21! Bravo, dai! 4 minuti alla fine della partita, giallo rimediato da Musat per proteste dopo il contrasto con De Angeli. Sta che mancano 4 minuti, poco meno alla fine adesso della partita, ovviamente più il recupero, che però non credo sarà tanto sostanzioso visto anche il punteggio che è nettamente a senso unico, quindi probabilmente i direttori di gara opteranno per recupero accorciato. Però Bacci non vuole fermarsi con la sua morsa, qui manca il tocco di Placido che avrebbe liberato da solo un compagno all'area di rigore. Attenzione, Steaua dalla parte opposta con Giai, cross è per Bogoiu che nel frattempo si era inserito, il suo piattone di destro è ampiamente fuori misura, quindi si resta sul 6-1. Lanzi porta a spasso il pallone, il numero 10, ancora Lanzi anticipato a lottare con Cercez, ma sempre il numero 10 della Baccia ad avere la meglio. Qui attenzione al rimpallo con Moretti per Rizzo, ancora Moretti alla linea libera per il tiro. Bidon Piena Tilinca, capitano della Steaua, uno dei migliori nel disastro dei suoi. E qui Rizzo si va da Moretti, non riesce il dribbling, si fermano tutti i giocatori della Bacci, non si fermano quelli della Steaua. Cercez, tocco per il compagno che è Bogoiu, anticipato però da Trincia che nel frattempo è rinvenuto su di lui da dietro. De Angeli, centro del centrocampo, il tocco per Lanzi, avanti il suggerimento con Rizzo che prova a rientrare, messo giù da Musat senza fallo, dritto sul pallone, giocatore anche già ammonito della Steaua. Si resta sul 6-1. De Angeli dalla parte opposta per Pompei, arriva al cross, la stoppa Giai. Cercez a centrocampo contro tutti, ancora Cercez, se ne va con un numero, il tentativo di imbucata per Musat che però alla fine riesce ad andare sul pallone. Ancora Musat dalla parte opposta, perde tempo però la Steaua per andare alla conclusione che mi smentisce e arriva in questo istante vicina ma non vicinissima, palo della porta di Molon. E Bacci che si salva ancora, è sempre 6-1 il risultato. Ancora Moganu ad andarsene il numero 16, ma arriva il triplice fischio dell'arbitro che sancisce la fine del match a senso unico con la Bacci Immobiliare Football League che batte la Steaua 2005 6-1.